Autonomia, domani il vertice con tutti i ministri convocato a Roma e alla vigilia di un passo forse cruciale il governatore Zaia mette l'accento sulle proprie finanze con una sorta di ultimatum. Da Ministro della Famiglia, Ministro per gli Affari Europei, il veronese Lorenzo Fontana ha giurato poco fa al Quirinale. Il Dicastero della Famiglia passa alla lombarda Alessandra Locatelli, attualmente alla Camera dei Deputati. A 22 anni dalla condanna per aver ucciso una coppia di fidanzati nel trevigiano, Sant'Ecovere è libero per aver scontato la pena e lotta per la revisione del processo. Fermati dalla squadra mobile di Verona 3 senza tetto considerati responsabili del brutale pestaggio del clochard romeno poi dato alle fiamme, è accaduto a Villafranca di Verona. Spari nella notte a Venezia vicino a Rialto, ad essere preso di mira un edificio già colpito da un gesto analogo 2 anni fa, indaga la polizia. Torna a Vicenza il processo per il crack della Banca Popolare. In aula continuano a sfilare i testi dell'accusa, soci e funzionari dell'istituto di credito, seduto sul banco degli imputati anche l'ex presidente Zonin. Malore improvviso, ricoverato d'urgenza in terapia intensiva a Roma Tinto Brass, l'86enne re indiscusso del cinema erotico italiano era già stato colpito da ictus nel 2010. Straordinario intervento di termoablazione di 2 tumori a rene e al fegato, anziano dimesso in buone condizioni da Monselice a 24 ore dall'intervento. Buonasera, ben ritrovati con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali. Autonomia, domani il vertice con tutti i ministri convocato dal Ministro delle Finanze Tria e alla vigilia di un passo forse cruciale il governatore Zaia mette l'accento proprio sulle risorse economiche con un ultimatum. Sentiamo. Io non firmerò mai norme finanziarie che siano una presa in giro per il Veneto e in generale non voglio firmare finte autonomie. Alle spalle le immagini delle colline del Prosecco patrimonio UNESCO, seconda vittoria personale in poche settimane dopo Cortina Milano 2026. Ma quello che sarebbe il terzo Brindisi è decisamente un'altra partita. Vigilia di quello che lo stesso ministro Erika Stefani ha definito il super vertice, tutti i ministri al rapporto dalle 8:30 del mattino di domani da Giovanni Tria, titolare del dicastero cruciale per l'autonomia, ovvero le finanze. Un punto sul quale Zaia non mette un paletto ma una vera e propria barriera contro le proposte circolate dal Movimento 5 Stelle. Evitiamo che ci sia qualcuno che si inventa norme finanziarie come quella che è stata fatta circolare ieri, secondo la quale l'extragettito del Veneto dovrebbe diventare l'opportunità per creare la nuova cassa del Mezzogiorno. Io penso che i cittadini del Sud siano assolutamente delle persone in gamba e non degli sprovveduti che non si facciano prendere in giro. Al cosiddetto fondo di perequazione Zaia oppone la norma finanziaria già prevista dal progetto di autonomia veneta. Si parte con la spesa storica che peraltro ci penalizza, perché noi siamo virtuosi, se entro 3 anni non si va ai fabbisogni standard si applica la spesa media storica nazionale. Voglio ricordare che i fabbisogni standard non sono un'invenzione di Zaia e dell'autonomia, ma sono obbligatori, il loro calcolo è obbligatorio dal 2009 per una legge nazionale, quindi questo Paese è inadempiente. L'autonomia zoppica ma si muove, dice il governatore, adesso attendiamo solo la controproposta del Consiglio dei Ministri, ma c'è la seria possibilità di portare a casa molto meno di quanto chiesto, a partire dalla scuola. La Costituzione dice che posso chiedere 23 materie, le elenca, poi all'interno di ogni materia vedremo cosa si può portare a casa, ma che ci sia qualcuno che è arrivato ieri o l'altro ieri a dirmi che 23 materie sono troppe vuol dire, primo, deve avere un po' di buona educazione, secondo, deve leggersi la Costituzione, terzo, deve rispettare i 2.317.000 veneti che sono andati a votare per l'autonomia. Il bersaglio è Luigi Di Maio che su Facebook in queste ore scrive: l'autonomia è nel contratto e si farà, ma sarà un'autonomia per tutti gli italiani, equilibrata e giusta. Di spaccare il paese in 2 e lasciare il centro-sud isolato non se ne parla. Mentre Liberi e Uguali presenta a Roma una mozione per chiedere che prima dell'autonomia si definiscano i livelli essenziali delle prestazioni, assicurando risorse agli enti, altrimenti, dicono, l'autonomia così come è stata pensata sarà la tomba del Sud. Vogliamo fare in modo che quelli di Serie B, spesso del Sud, diventino di Serie A. Se fanno il nostro progetto lo saranno di Serie A, altrimenti finiremo ancora per vedere cittadini del Sud che in assenza di autonomia saranno ancora costretti a farsi le valigie per andare a curarsi fuori regione. Il nostro interesse è che tutti vadano bene, è questo che ancora a Roma qualcuno non ha capito.
Ha giurato poco fa al Quirinale e da oggi è il nuovo ministro per gli affari europei. Parliamo del veronese Lorenzo Fontana, anche neocommissario della Lega in Veneto. Il Dicastero della Famiglia, guidato fino ad oggi da Fontana, passa ad Alessandra Locatelli, leghista di Como, attualmente alla Camera dei Deputati. Si tratta di uno spostamento, spiega il Premier Giuseppe Conte, con l'acquisizione di un nuovo ministero nella compagine governativa, di cui completiamo l'assetto e potremo così proseguire l'attività di governo. Tra i nomi circolati in questi giorni per sostituire Fontana al Ministero della Famiglia c'era anche quello dell'attuale assessore regionale alla sanità e al sociale Manuela Lorenzin. Ed ora la cronaca con il duplice omicidio dei fidanzati di Cordignano. Dopo 22 anni di carcere, Santecovre ha scontato la pena ma continua a professare la sua innocenza ed indica i colpevoli: uno è morto, l'altro è fuori, io non sono un assassino, e punta alla revisione del processo. C'è un assassino in libertà. Ha pagato il suo conto con la giustizia. Santecovre da oggi è un uomo libero, ma non si stanca di professare la sua innocenza, sottolineando come il killer di Corrado Pianche e Paola Longo, i fidanzati di Cordignano uccisi nel settembre del 1995, sia ancora fuori. Nell'intervista rilasciata a Gazzettino nell'ultimo giorno di condanna da scontare, Covre, ora 68enne, continua a ribadire di aver passato gli ultimi 22 anni in carcere ingiustamente e vuole battersi per la revisione del processo per togliersi per sempre di dosso il marchio dell'assassino. C'è un errore però, perché io non avevo uccisi. Io dico tutto sì, ma tranne che assassino. Condannato all'ergastolo in primo grado a 28 anni in appello, pena confermata in Cassazione, Covre ha mantenuto in carcere un comportamento ineccepibile, tanto da aver beneficiato di uno sconto di 5 anni. Ora ha chiuso il suo debito con la giustizia e comincia, dopo tanti anni dietro le sbarre, a pensare al futuro. Di trovarmi il lavoro, prima cosa, di fare per poco che mi rimane di vivere, passare dignitose vite. La selvaggia aggressione al senza tetto alla stazione di Villafranca di Verona, fermati dalla polizia 3 clochard. Picchiato selvaggiamente, poi dato alle fiamme, gli agenti della squadra mobile della Polizia Ferroviaria di Verona, dopo 2 giorni di indagini serrate, sono riusciti a stringere il cerchio con il fermo di 3 persone per la terribile aggressione al senza tetto romeno di 42 anni avvenuta all'alba di lunedì alla stazione di Villafranca di Verona. Abbiamo eseguito 3 fermi emessi dal pubblico ministero, la dottoressa Vitulli, nei confronti di 2 italiani e di un cittadino rumeno, che sono collegati al ritrovamento del giovane rumeno trovato in gravi condizioni nei pressi della stazione ferroviaria di Villafranca. A trovare l'uomo privo di conoscenza, con il corpo devastato dalle botte e dalle fiamme, il macchinista di un treno arrivato in stazione era riverso sulla banchina accanto al binario. Subito sono stati allertati i soccorsi e la polizia, che in questi 2 giorni ha lavorato senza sosta, raccogliendo numerose testimonianze, passando al setaccio le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona. Ancora da chiarire le ragioni della selvaggia aggressione. Posso dire che è maturato nell'ambito di persone che hanno delle problematiche di inserimento sociale. Il 42enne è tuttora ricoverato all'ospedale Borgo Trento di Verona in terapia intensiva. Le sue condizioni sono gravi. Spari nella notte a Venezia, la polizia indaga su quello che appare un autentico giallo. Ad essere preso di mira un edificio già colpito da un gesto analogo 2 anni fa. 2 bossoli e l'ogiva di un proiettile a terra, più 2 fori, presumibilmente di pallottola, sul muro e un terzo colpo che avrebbe colpito una grondaia. A Venezia è giallo su chi e perché abbia sparato contro un edificio nel sestiere di San Polo, nell'area di Santa Ponal. L'indomani mattina, nel cuore della città, poco distante dal ponte di Rialto, hanno eseguito i rilievi gli agenti della polizia scientifica e della squadra mobile della questura, cui spetta il compito di avviare indagini in grado di far luce su un episodio allarmante che suscita interrogativi inquietanti, anche e soprattutto perché non è la prima volta che Calle del Sole è teatro di un gesto che a Venezia non si può certo dire comune. Le immagini che state vedendo sono state girate il 7 aprile del 2017. In quell'occasione
occasione, come adesso, era perso un tiro al bersaglio, peraltro andato sempre a vuoto, ora come allora, contro una telecamera di videosorveglianza installata come deterrente verso comportamenti impropri. Ma chi voglia colpire quella telecamera e perché rimane un mistero. Cosa non deve riprendere e a chi può dar fastidio questa telecamera tanto da spingerlo ad utilizzare una pistola, a sparare. Non è ancora chiaro, peraltro, se qualche residente abbia sentito qualcosa. Al momento non risultano segnalazioni o denunce relative ad eventuali spari, forse avvenuti nella notte. Abitata da molti anziani, tra l'altro, questa è una zona di Venezia relativamente tranquilla, perlomeno fino ad ora. Torna a Vicenza il processo per il crack della Banca Popolare. In aula continuano a sfilare i testi dell'accusa, soci e funzionari dell'istituto di credito. Si ricostruisce il sistema delle cosiddette operazioni baciate. Seduto sul banco degli imputati anche l'ex presidente Gianni Zonin. Tribunale di Borgo Verga. Rientra a Vicenza il processo per il crack della Banca Popolare. All'esterno polizia con il reparto mobile e carabinieri. All'interno, nella più piccola delle aule, presente anche l'ex presidente Gianni Zonin, con al fianco l'ex consigliere del CDA Giuseppe Zigliotto. Ascoltano per tutta la giornata i testimoni, dall'ex sindaco di Lugo Robertino Capozzo, al capo area dal 2012 della sede di Vicenza, città della Popolare, ospitata a Palazzo Tiene. Una sede racconta che il presidente Zonin voleva sempre in ordine. Nessun temuto sovraffollamento in aula, presenti giudici e avvocati. Un processo lungo che in questo momento sta cercando di ricostruire cosa accadde in quegli anni del 2009 al 2015. L'impianto accusatorio, via via che si snodano le udienze, viene confermato. Sostanzialmente sta emergendo questo, e cioè che la banca dal 2012 in poi aveva un bisogno estremo di capitalizzare, e allora, siccome era molto difficile, sta emergendo che era molto difficile trovare investitori che con soldi propri acquistassero queste azioni, perché ormai i rendimenti non erano più quelli di una volta, si è inventata la formula di finanziare l'acquisto di queste azioni. I testimoni ripetono i nomi degli ex vertici della Popolare, a conoscenza di quanto stava accadendo. I PM cercano di far luce su operazioni baciate, operazioni K sarebbero state chiamate negli uffici, che avrebbero destato perplessità all'epoca negli stessi uffici legali interni, ma non solo. Sono state nascoste delle informazioni fondamentali sullo stato patrimoniale della banca. Ecco, quindi questo a poco sta emergendo, oltre al fatto che sono stati fatti dei finanziamenti che poi non sono rientrati, sono rimasti ad incaglio perché chi li ha ricevuti non li ha poi più restituiti. L'ex presidente Zonin ascolta, i giudici fanno domande, i testi passano alle controparti, interviene anche Deborah De Stefano, presidente del collegio giudicante. Il processo si aggiorna, nuovo appuntamento giovedì mattina. Continua a far discutere il passaggio delle grandi navi da crociera a Venezia. Il presidente della regione Zaia invita il ministro Toninelli ad avanzare una proposta concreta. Il prossimo 20 luglio avrebbe compiuto 18 anni, era destinata a diventare una promessa del nuoto. Purtroppo Sara Tramonti, giovane atleta della Padova Nuoto, si è spenta martedì 9 luglio dopo aver lottato a lungo contro la leucemia. Ha continuato a nuotare finché è riuscita a farlo, voleva gareggiare. L'allenatore e tanti compagni di spogliatoio le sono stati vicini durante la lunga malattia. Non sono bastati però 3 trapianti e 6 lunghi anni di speranza e sofferenza per guarire. I funerali si celebreranno questo pomeriggio nella chiesa di San Lorenzo ad Albignasego. La famiglia di Sara chiede non fiori ma donazioni all'AIL, servizio di cure domiciliari oncoematologia pediatrica e Fondazione Città della Speranza. Ecco, questo ovviamente l'avete capito, era il servizio relativo alla morte di questa 18enne giovane promessa del nuoto Padova. E continuiamo a parlare di sanità con l'incredibile intervento chirurgico all'ospedale di Schiavonia, 2 tumori letteralmente bruciati ed eliminati. Vediamo.
Era stato giudicato inguaribile, invece un 80enne padovano è stato sottoposto con successo a Monselice a un intervento per l'asportazione di ben 2 tumori a fegato e rene mediante la tecnica della termoablazione con microonde ecoguidata per via percutanea. In parole più semplici, con un ago che attraversa la pelle fino alla zona malata sono state uccise le cellule tumorali con il calore. Una tecnica poco invasiva che ha dato esiti positivi anche in un paziente anziano. Nella primavera scorsa l'80enne erano stati riscontrati ben 2 noduli sospetti, soffriva inoltre di una seria malattia cardiaca che sconsigliava un intervento di chirurgia classico. Alla luce di tutto questo, l'equipe dell'unità di epatologia dell'ospedale Madre Teresa di Calcutta di Monselice ha proposto l'intervento di termoablazione che è durato circa 20 minuti. Il controllo con ecografia, eseguito a 24 ore di distanza, ha dimostrato la completa eliminazione dei tumori e il paziente è stato così dimesso. Le microonde, le stesse del forno di casa, raggiungono i 150 gradi. L'alta temperatura provoca la morte della cellula e così il tumore viene disidratato e muore. Dal 1999 i medici dell'unità operativa semplice di epatologia di Monselice hanno eseguito circa 1300 interventi di questo tipo su fegato, rene, polmone, osso, tiroide, in specifiche condizioni cliniche che a livello europeo registrano così l'efficacia della tecnica del 98,5%. Il regista veneziano Tinto Brass, ricoverato d'urgenza in terapia intensiva in seguito ad un malore che lo avrebbe colpito all'improvviso la scorsa notte. Il regista veneziano Tinto Brass è ricoverato in ospedale a Roma dopo aver accusato un malore la notte scorsa mentre si trovava a casa con la moglie Caterina Varzi. È stata lei a chiamare l'ambulanza per chiedere i primi soccorsi. Dagli ambienti ospedalieri si apprende che l'86enne maestro del cinema erotico italiano è ricoverato in terapia intensiva dove verserebbe in gravi condizioni. Anche 9 anni fa per lui si era reso necessario un ricovero urgente in seguito a un improvviso ictus. Il regista veneziano, conosciuto per lo più per la sua passione per il cosiddetto lato B, sorprende in questa intervista rilasciata qualche anno fa proprio alle nostre telecamere, quando descrisse il suo ideale di politico donna. Dovrebbe essere intanto molto sensibile, non a delle questioni di principio, non a delle riflessioni così barbose, non fare delle interviste tenendosi il mento fra le mani, ma insomma occuparsi di quelli che sono i problemi dell'esistente, giornalieri, la qualità della vita, ma poi anche così il piacere della vita, soprattutto il piacere della vita, quindi essere sensibili a quelle che sono le pulsioni, la libido anche dei giovani. Nell'augurargli il meglio e una pronta guarigione, il regista avrebbe già consegnato alla moglie Caterina le sue volontà sul fine vita. Le consegno, ha detto, la chiave della mia vita, sicuro che la girerà al momento giusto. Domani il piccolo Joe, il bimbo di Piazzolla per il quale c'è stata una grandissima mobilitazione anche di voi telespettatori, sarà operato in Florida. Mamma Erika ci ha inviato un video pieno di forza e coraggio, vediamo. Ciao a tutti dall'America, noi siamo pronti per l'intervento. Ieri è stata una giornata molto intensa per noi, perché ieri mattina abbiamo fatto il preoperatorio a Giovanni con l'anestesista che per fortuna parlava anche l'italiano e ci ha spiegato un po' il tipo di anestesia che verrà fatta, ci ha spiegato che tutto quello che verrà fatto anche a livello di prelievi del sangue quando il bambino dorme, e sarà una cosa leggera insomma. Poi ieri sera alle 8:45 si è presentato il dottor Peli e ci ha spiegato l'intervento dopo avergli fatto i rasi nuovamente, ci ha spiegato quello che verrà fatto, ha detto che il primo intervento non sarà un intervento lunghissimo come durata, poi verrà messo un fissatore con 2 anelli per portare il perone più giù possibile per allungare un po' l'osso e prepararlo per il secondo intervento, che sarà più lungo perché sarà proprio quello di ricostruzione del ginocchio. La tensione è alle stelle, perché penso che la senta anche Giovanni, anche se sembra abbastanza tranquillo, vero Giovanni? Mettiamo l'armatura? Vuoi mettere l'armatura? No, hai detto di sì ieri.
Giovanni vuole mettere l'armatura, la vuole nera e gialla come Batman. Appena abbiamo l'orario dell'intervento vi facciamo sapere tutto. Nel frattempo vi salutiamo tutti affettuosamente e grazie per continuare a seguire la nostra vicenda. Ciao a tutti. Ci fermiamo ora per la pubblicità, linea alla regia, tra poco. E rieccoci in diretta con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali. Siamo allo sport calcio perché oggi a sorpresa è stato presentato il progetto per il nuovo stadio Euganeo, costi più contenuti rispetto a quello presentato dalla precedente dirigenza del Calcio Padova. Sono soddisfatto, nessun consumo di suolo. In 2 anni facciamo tutto, miglioriamo lo stadio Euganeo, è esistente. Non, come ho detto un'altra volta, non consumiamo suolo pubblico, per cui penso sia veramente, e in 2 anni facciamo tutto e abbiamo già i soldi, meglio di così non si può. Ecco quindi il nuovo stadio Euganeo, presentato in comune dal sindaco e assessore Bonavina. Accantonato il progetto presentato al comune dalla vecchia dirigenza, si riparte da una pianificazione con un budget decisamente più ridotto, ma completamente finanziato. Sarà un impianto sportivo che sarà unico in Italia, da che prima era il campo da calcio peggiore d'Italia, adesso siamo unici in Italia perché avremo un impianto veramente polifunzionale dove all'interno dello stesso impianto ci saranno 3 palazzetti dello sport, la possibilità di ospitare partite da calcio e partite di rugby e soprattutto la possibilità di avere ancora dei concerti di livello internazionale. Si partirà con il rifacimento della curva sud, togliendo la pista d'atletica e avvicinando di 20 metri gli spalti al campo. I fondi, assicurano da Palazzo Moroni, per questo primo stralcio ci sono già. 2 milioni di euro arriveranno dal CONI, 3 da un mutuo contratto con il fondo sportivo e 800.000 euro dalla fondazione Cassa di Risparmio. Secondo stralcio dobbiamo ancora trovare, ma c'è molto per parlare della curva nord. Curva nord, l'idea è di fare una palestra per arrampicata che oggi va moltissimo. Sono molte richieste, se riusciamo a ottemperare sotto l'aspetto economico e fare anche questo, vuol dire rifare completamente l'Euganeo. Entro 2 anni lo stadio Euganeo si rifarà al look, insomma, diventando uno spazio multifunzionale, mantenendo però anche la capienza per gli eventi musicali di portata internazionale. Nell'area potrebbero sorgere anche il centro sportivo del Calcio Padova e un'arena per eventi musicali. Anche il nome potrebbe cambiare, ma per ora nessuno si sbilancia. Abbiamo ottimizzato una serie di situazioni, sicuramente faremo felici i tifosi del Calcio Padova perché chiudendo lo stadio sia a nord che a sud riusciremo a fare finalmente quell'effetto un po' catino che manca allo stadio Euganeo. Sono anche convinto che pur non andando a intervenire sulle tribune, il fatto di aver chiuso lateralmente e aver chiuso gli spazi secondo me aiuterà molto anche da un punto di vista visivo. Nel Bellunese ora in Val Zoldana con la singolare mostra sui lavori degli squararioli zoldani. Una mostra che racconta l'emigrazione ma anche il forte legame tra Belluno e la laguna e che ci parla delle molte mani sapienti e delle menti eccelse che a Venezia posero le basi alla cultura del fare. Parliamo dei capolavori degli squararioli di Zoldo che hanno segnato una parte importantissima della storia di Venezia. E noi crediamo che la montagna, al di là delle bellezze che offre, debba saper raccontare storie di vita, di gente che dalla montagna, dalle Dolomiti, è partita per Venezia, ha saputo fare la differenza e noi siamo orgogliosi di questo e vogliamo che chi viene a Zoldo senta, oltre a vedere le bellezze, senta anche l'intensità di questa storia. L'evento presentato a Palazzo Piloni sarà ospitato a Fusine di Val di Zoldo a partire dal 13 luglio fino al 27 ottobre ed è stato realizzato con la Fondazione dei Musei Civici Veneziani. I musei di Venezia devono parlare con le comunità, prima di tutto la comunità veneziana, ma poi tutte le comunità della città metropolitana. E quando io parlo di città metropolitana vado oltre i comuni legati a Venezia perché c'è una contaminazione proprio sul territorio.
A Fusine saranno esposti i modelli di quelle barche che resero i Casal famosi in tutto il mondo, da un'autentica imbarcazione degli anni 30 a 11 modelli opera di Antonio Giuseppe Casal provenienti dal Museo Correr di Venezia, oltre a 2 opere di Valentino Besarella, la cui bottega sono attribuiti intagli e intarsi realizzati sulle gondole dei Casal. Noi abbiamo dei depositi d'arte dove abbiamo degli oggetti che possono tranquillamente, come in questo caso, essere esibiti e mostrati, anche perché abbiamo un discorso di flussi turistici e quindi è bene riuscire proprio a spingere nelle zone bellissime che abbiamo attorno a Venezia. Una mostra ma anche una sfida per rafforzare legami che raccontano ciò che è stata Venezia nella storia. E noi vogliamo collegare le Dolomiti, che è la terra dalla quale naturalmente sono partite, e dall'ingegno di noi montanari abbiamo segnato, l'ingegno ha segnato comunque una fetta importantissima della storia di Venezia. E di cultura si continuerà a parlare a 20:10, ospite questa sera l'assessore alla cultura e al territorio della Regione Veneto, Cristiano Corazzari. È tutto, grazie per essere stati con noi, vi lascio come sempre alle previsioni del tempo. Benvenuti al Meteo. Tempo sostanzialmente buono sul nostro territorio con la consueta instabilità pomeridiana. Ma vediamo il dettaglio di giovedì 11 luglio. Sul Veneto al mattino sarà asciutto e stabile, tuttavia con cielo a tratti anche coperto. Dal pomeriggio sarà possibile qualche acquazzone sui rilievi alpini, in locale sconfinamento alle pianure limitrofe, ma migliorerà ovunque già entro la serata. Temperature stazionarie calde ma con clima non opprimente, minime comprese tra 14 e 20 gradi, valori massimi compresi invece tra 26 e 30 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, dove il cielo sarà molto nuvoloso o coperto un po' ovunque con temporali sui monti ma via via anche sul resto della regione, specie nella seconda parte della giornata. Temperature minime tra 16 e 20 gradi, massime oscillanti invece tra 25 e 28 gradi. Uno sguardo infine alla situazione del Trentino Alto Adige, dove prevarrà un tempo stabile al mattino, poi col passare delle ore saranno possibili dei fenomeni instabili un po' su tutta la regione. Temperature minime sui 15 e 17 gradi, massime tra 28 e 29 gradi. Bene, dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci.